Buongiorno, bentornati in diretta, siamo in edizione straordinaria per informarvi e raccontarvi su quello che sta succedendo in Veneto con il coronavirus. Avete appena sentito la nostra video intervista, siamo stati in Skype con Filippo Segato dell'Appe di Padova, l'associazione dei pubblici esercenti, che ha fatto il punto della situazione facendoci vedere davvero un quadro drammatico per quello che sarà l'immediato futuro del comparto dei pubblici esercizi, bar, ristoranti, pizzerie, tutto chiuso. C'è chi lavora con la consegna a domicilio e può ancora lavorare, ma ci ha detto Segato che praticamente tutti stanno attivando quelle che sono le procedure per la cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali, un comparto che dà lavoro a decine di migliaia di persone nella sola provincia di Padova e a tantissime persone in Veneto. Adesso passiamo dalla Padova, dai pubblici esercizi all'altopiano dei 7 comuni. Abbiamo in collegamento Skype il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che salutiamo. Ringraziamo per averci dato la disponibilità per essere qui con noi virtualmente. Era stato in studio quando c'è stata l'inizio dell'emergenza, poi abbiamo deciso per sicurezza nostra e di tutte le persone di bloccare gli ospiti in studio, ma lo abbiamo qui in diretta Skype da Gallio, immagino. Sì, da Gallio, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, sono in comune Gallio, sono nel mio ufficio perché siamo sempre operativi H24. Allora, ci faccia, Sindaco, il quadro della situazione in altopiano. Stiamo vedendo che le zone turistiche, ma che non vivono solo di turismo, la montagna veneta in generale, sta patendo in modo particolare questa emergenza, molto più per alcuni versi di quanto non stia soffrendo le aree di pianura. Sì, diciamo che l'altopiano come zona montana ha vocazione turistica per il 74% circa del PIL e di tutto quello che è l'economia dell'altopiano, ovviamente a partire dai nostri alberghi che dal giorno di Carnevale hanno cominciato ad avere disdette fino al 70-80% per poi azzerare completamente le presenze già ai primi giorni di marzo, quindi il comparto alberghiero per quanto ci riguarda è quello veramente colpito in maniera disastrosa. Poi a seguire ovviamente tutte le altre categorie e operatori economici del turismo di tutto l'altopiano. Ecco, questo per quanto riguarda le categorie economiche. Parliamo invece, Sindaco, dei Sì. cittadini, di come stanno vivendo questo periodo di estrema difficoltà. Sì, come in tutta Italia ovviamente anche qui si vive un clima surreale, un clima apocalittico, silenzio tombale. Noi registriamo purtroppo ormai una quota 100 per quanto riguarda i positivi. Grazie a Dio la stragrande maggioranza sono pressoché asintomatici oppure con qualche linea di febbre, quindi non a rischio, sono soggetti appunto in quarantena fiduciaria presso la loro abitazione. Però anche qui siamo arrivati a quota 100 e soprattutto quello che ci interessa è mettere in sicurezza il nostro ospedale, perché anche da lì si è verificato un cluster proprio all'interno del nostro ospedale, quindi è un po' a rischio questo che è la temporanea sopravvivenza di alcuni reparti che ci preoccupa. Ecco, ci preoccupa questa situazione. Speriamo che con la Regione e con la direzione sanitaria si possa venirne a capo. Ecco, mi diceva, Sindaco, che avete già iniziato la distribuzione delle mascherine e che sì, questa dinamica, questa distribuzione l'ha portata a entrare in contatto visivo almeno con delle persone che soffrono. Insomma, voi sindaci siete il primo punto, siete il collo di bottiglia dal quale passa tutta anche l'emotività dei cittadini e che poi va verso l'alto. Naturalmente la Regione dispone, predispone, ma alla fine chi va a casa dei cittadini a portare le mascherine, vede le persone che hanno perso una persona cara o che sono malate o che hanno qualcuno in ospedale, li vedete voi in prima persona. Sì, è vero, questo è vero. Dopo Vaia, ecco, vivo anche questa esperienza che è chiaramente molto più drammatica, perché il nemico è subito, non si vede e non sai mai dove si nasconde. Io con la mia giunta abbiamo scelto proprio l'altro ieri mattina di consegnare agli over 70 e a tutte le persone in difficoltà o con patologie diverse
di consegnare personalmente la mascherina di protezione, quella della Regione Veneto. Ho scelto di fare questo per dimostrare vicinanza a chi è a casa, soprattutto magari a chi è solo o i nuclei familiari più anziani che spesso e volentieri non vedono nessuno. E io devo dire che purtroppo mi porto a casa due sguardi che ricorderò per tutta la vita, perché quando sono nella frazione di Stoccareddo e vedo la signora Maria che ha il marito oggi ricoverato per coronavirus, e quando vedo gli occhi dell'amico Giuliano Baù che ha sua moglie intubata e in fin di vita sempre per il coronavirus, per me è stata una lezione importante di vita. Vedere quegli occhi non li dimenticherò mai. Penso che sia quello che io mi porterò dietro dall'altro ieri in avanti. Immaginiamo che voi siate, come dicevo prima, il collo di bottiglia dove passa anche l'emotività dei cittadini, ma Sindaco, ci sono anche delle cose da fare. Dicevamo, le mascherine, possiamo tranquillizzare la popolazione, sono tantissimi che ci scrivono, ci chiamano, riceviamo continuamente telefonate anche dall'altopiano. Come verranno e quando verranno consegnate? Allora, per quanto riguarda il primo lotto delle mascherine, quelle chiamiamole quelle regionali, quelle che appunto Zaia ci ha fatto più volte vedere durante le dirette, quelle sono arrivate con una prima tranche pari al 30% ed ogni comune si è adoperato, si è organizzato appunto come ho fatto io a Gaglio per la distribuzione alle fasce più deboli o ai più bisognosi. Siamo in attesa di quel 60-70% di residuo che andrebbe a coprire con 5 mascherine ogni nucleo familiare. In più siamo in attesa da un'azienda di Valbrenta ulteriore fornitura di 1 migliaio circa di mascherine per comune, sempre da ridistribuire alla popolazione. Io mi auguro veramente con tutto il cuore che queste due forniture possano arrivare entro qualche giorno, così almeno potremo completare il giro di tutti i nostri cittadini. Ecco, le mascherine le facciamo vedere ai nostri telespettatori, la vede anche lei, immagino, sì, perché siamo in collegamento. Certo, e la conosco bene. Sì, e questa naturalmente, quelle che abbiamo noi qui a Rete Veneta, non hanno il logo della regione, non hanno il logo di Grafica Veneta, però insomma diciamo che possono bastare per le esigenze quotidiane di una persona che deve magari uscire a fare la spesa o le piccole incombenze di tutti noi. Sì, Ferdinando, ecco, ricordiamo che quella noi la chiamiamo mascherina per semplificare, quella sarebbe più uno schermo protettivo, non è proprio un dispositivo diciamo sanitario, però è diciamo che piuttosto che non avere nulla, quella mascherina crea una schermatura abbastanza importante, certo, che va a filtrare una buona parte dell'aria. Però ecco, anche con quella mascherina siamo comunque a distanza di sicurezza dalle persone che incontriamo. Ecco, diciamolo ai cittadini, non solo ai suoi, ma a tutti i telespettatori, che non diventi una scusa questa mascherina per uscire bellamente di casa e ignorare tutte quelle che sono le regole che ci sono state date. No, non esiste. La mascherina, il dispositivo serve solo per andare a fare la spesa, per andare all'ospedale, per andare in farmacia, punto e basta. La mascherina non è un lasciapassare per girare ancora o passeggiare, assolutamente no. Noi cercheremo con tutti i modi di incidere sulla cittadinanza affinché, anche con sanzioni, affinché veramente si capisca fino in fondo e una volta per tutte che dobbiamo salvaguardare noi stessi, la nostra famiglia e tutti gli altri. Abbiamo sempre detto, ragioniamo e viviamo come se fossimo tutti positivi. Certo. Immaginiamoci di essere tutti positivi e sintomatici. Se noi ragioniamo e ci mettiamo in testa questo tipo di messaggio e di concetto, sicuramente usciremo vincenti prima del previsto. Certo. Siamo tutti positivi, mettiamocelo in testa, siamo tutti positivi. Sì, è un modo interessante di ripensare alla nostra vita. Agiamo come se non dovessimo davvero entrare in contatto con nessuno e ne usciremo tutti prima. Ma sappiamo che nell'altopiano, ma questo vale anche per la montagna bellunese, per le zone turistiche in generale, avete avuto qualche problema con le seconde case nei giorni scorsi, che credo sia stato comunque risolto. Sì, diciamo si è normalizzato grazie ad un'azione di prevenzione sulle vie di accesso che portano all'altopiano con pattugliamenti veramente quasi H24, perché volevamo scoraggiare un affollamento o quell'affollamento che avevamo già visto in precedenza nel mese di marzo, nei primi 2 weekend, perché
evitare gli assembramenti vuol dire ridurre il contagio, ridurre la diffusione di questo virus. Oggi abbiamo normalizzato questa situazione. I nostri ospiti, coloro che hanno le seconde case, sono qui, sono graditi, chiaramente devono rispettare le regole, devono, come ho fatto anch'io, invitarli a dichiararsi che sono qui, perché in caso di emergenza, in caso di tutela, in caso di sanità, queste persone non hanno il loro medico di base qui e quindi devono fare riferimento su di noi, calcolando appunto anche che oggi il nostro ospedale, pur tarato per la nostra cittadinanza, versa in gravi condizioni per il cluster interno e quindi non idoneo a sostenere eventuali ulteriori utenze che dovessero arrivare dalle seconde case. Questo deve essere chiaro, io lo dico sempre, l'ho sempre detto, ma deve essere chiaro perché ne va della nostra e della salute dei nostri turisti. Certo, possiamo dire che magari a qualcuno può essere sembrata bella l'idea di dire vado a farmi l'isolamento nell'altopiano, un luogo fantastico in cui tra l'altro abbiamo visto una spolverata di neve anche Sì. stamattina, però è vedere non toccare, ok, stare su, ma questo non dà il motivo per uscire di casa, andare a passeggiare, andare a fare camminate nei prati, perché non è questo il momento. Ci sarà tempo più avanti per tornare a godere delle bellezze dell'altopiano di 7 comuni. Sì, Ferdinando, io dico una cosa, ecco, ad onore della cronaca, che fatalità, i primi due positivi, tra l'altro il signore di questa coppia è ancora purtroppo in rianimazione, arrivavano dalla zona del Veneziano, sono arrivati a Gaglio perché hanno la seconda casa, giustamente, quindi erano già qui, arrivati già malati ma inconsapevoli di essere positivi. Una volta scoperti, chiaramente sono passati attraverso il pronto soccorso dell'ospedale di Asiago per poi essere portati giù. Quindi questo per far capire che da qualche parte insomma questo virus ci è arrivato, ecco, Certo. ci è arrivato e cerchiamo adesso di contenere, di fare più tamponi possibili, come abbiamo chiesto all'assessore Lanzarin, la quale insomma ci ha aperto uno spiraglio almeno per le fasce più deboli, tamponi a tappeto per le case di cura, per le forze dell'ordine, anche per noi amministratori che comunque siamo in contatto e dobbiamo essere in prima linea tutti i giorni a rispondere, a dare consigli e dar manforte ai cittadini. Quindi quelle fasce più deboli, i commercianti, i nostri commercianti, i nostri farmacisti, chi fa lavori utili in questo momento, devono essere tutti protetti a mio avviso. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione anche sulla loro protezione, perché sono oggi necessari e vitali per la vita di tutti i giorni. Certo. Le chiedo anche un'informazione alzando un po' lo sguardo, allargando lo zoom sull'altopiano. Sì. Lei ha nominato prima Vaia, che avete vissuto in modo devastante anche voi. Adesso c'è questa nuova difficoltà, questa nuova emergenza. Come ne uscirà l'altopiano che sta già affrontando il problema dello spopolamento, come tutta la montagna veneta in generale? Quando tutto questo sarà finito, che altopiano vedremo? Sì, il mio augurio è sempre quello, essendo io ottimista di nascita di base e spero di poterlo essere anche in questi giorni, il mio obiettivo è quello di poter in qualche modo veramente rendere l'altopiano pulito, sanificato il prima possibile, per far sì che l'altopiano possa diventare una delle prime zone dove il coronavirus è stato debellato e quindi poter arrivare in altopiano in una zona in qualche modo pulita, tranquilla, controllata e quindi regalare veramente di nuovo l'aria pura, il nostro sole, la nostra neve, il nostro verde, le nostre passeggiate a tutti gli utenti negativi in questo caso. Io mi auguro che l'altopiano possa quanto prima, giri un mese, 2, massimo 3, uscire da questo tunnel e presentarsi al mercato turistico come area isola felice che è ritornata dopo una serie di attenzioni particolari a debellare il coronavirus. Noi lavoreremo anche per questo. Anche perché, questo dobbiamo dirlo, le attività, possiamo dire la filiera per esempio del latte non si ferma mai, quindi i prodotti tipici dell'altopiano di Asiago saranno sempre lì pronti, li ritroveremo quando riapriranno le porte alla popolazione, insomma al movimento delle persone, dei turisti. Certo, assolutamente sì, e difatti io non vedo l'ora di ritornare a questa normalità, perché sono giorni per noi pesanti che ti fanno arrivare a casa la sera con i crampi ai polpacci. Sinceramente, io ho giocato a calcio tanti anni, ma poche volte mi è capitato i crampi ai polpacci. In questi giorni veramente io arrivo a casa che ho le gambe sfinite, sarà la tensione, non lo so, e girare tutto il giorno, ma effettivamente questo coronavirus ci sta veramente prendendo anche le gambe, come si suol dire.
Allora siamo sicuri che prima o poi, quando tutto questo sarà finito, anche il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, tornerà a sgranchirsi le gambe Spero. per divertimento, passione e non più per un dovere, il dovere morale e civile di amministratore di stare anche appresso ai suoi cittadini. Lo ringraziamo per la disponibilità, lo ringraziamo Grazie per a il voi. tempo che ci ha dedicato. Ci sentiremo di sicuro nei prossimi giorni perché Certo. l'altopiano è in un certo senso una cartina di tornasole di quello che può succedere in un territorio isolato, tra virgolette, dal punto di vista dell'emergenza, perché se si dovesse arrivare a una chiusura, a un fermo totale, l'altopiano sarebbe una sorta di Vo, si ricorderà il caso di Vo, più in Certo. grande, più strutturato, però potremmo vedere qualcosa di simile. Certo, sì, in effetti questo se ne è parlato, ne ho parlato con l'assessore Lanzarin proprio perché per la conformità geografica dell'altopiano, ecco, l'idea appunto nostra era questa, insomma, di appunto contenere questa osmosi temporanea per 15 giorni, come è successo per Voco, il modello scientifico che ha veramente funzionato molto bene, farlo un po' più esteso sull'altopiano, proprio per sanificare l'altopiano e per permettere l'accesso ai nostri turisti, quelli controllati, quelli sani, per poter accedere di nuovo quanto prima proprio in altopiano e godersi l'estate in altopiano. Speriamo di poter riuscire a mettere in pratica e a portare a casa questo obiettivo importante per tutti noi e per la nostra economia soprattutto. Bene, quindi racconteremo anche ai nostri telespettatori se e quando andrà in porto questa proposta. Ringraziamo Emanuele Munari per essere stato Grazie con a voi. noi. Grazie Grazie a voi e buona Sindaco. giornata, grazie a Rete Venta, grazie anche a te Ferdinando per dare luce sempre anche a noi, io vi ringrazio di cuore veramente come ho già fatto in precedenza e buona giornata a tutti e buon lavoro a voi. Grazie ancora, torniamo in studio, salutiamo il sindaco di Gallio e questa era la situazione nell'altopiano, avete sentito, c'è l'idea, l'ipotesi di trasformare l'altopiano dei 7 comuni in una sorta di zona rossa come poteva essere quella di Vo, non tanto dal punto di vista dell'emergenza sanitaria vera e propria, ma per testare la possibilità di arrivare prima a una soluzione con una barriera, quella che il sindaco Emanuele Munari, tra l'altro presidente della aspettabile reggenza dei 7 comuni, chiama osmosi, in modo tale da far circolare esclusivamente, più avanti ovvio, persone con risultate negative e con questo filtro risolvere un po' il problema. Cerchiamo di capirne di più anche nei prossimi giorni, sentiremo ancora Emanuele Munari se la loro proposta verrà accettata dalla Regione, se se ne farà qualcosa. Intanto aspettiamo di poter tornare in altopiano e andare a rivedere la Marcesina e le Melette, tutti quei posti bellissimi quando tutto questo sarà finito. Adesso andiamo a vedere fra i molti servizi che ci arrivano dalle nostre redazioni un servizio che riguarda la solidarietà e il rientro di Nicolò. Si tratta di studenti Erasmus che erano all'estero e che arriveranno a Genova con una nave della Farnesina per poi rientrare a casa a Meolo e Silea. Nicolò Gasparini e Martina Alfier, gli studenti Erasmus di Meolo e Silea bloccati a Barcellona, torneranno a casa da Genova venerdì prossimo. A dirlo la mamma di Nicolò, commossa e felice nel raccontare della grande mobilitazione che in nemmeno 24 ore si è mossa attorno alle due famiglie, a cominciare da quella di un tassista che avrebbe messo a disposizione la sua auto. Chiedendoci solo i soldi della benzina, pensi la solidarietà e l'onestà di questa gente. Quindi l'interessamento del sindaco di Meolo, Daniele Pavan. E poi ha detto, nel peggiore dei casi, io mandavo qualcuno della nostra protezione civile a prendere Nicolò e a portarlo a casa. Si era detto disponibile anche il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino. Dovessimo essere coinvolti o richiesti di fare la nostra parte, come ribadivo prima e come sempre faremo la nostra parte a servizio del nostro territorio. Ma poi è giunta la telefonata della prefettura di Venezia con le rassicurazioni e una frase su tutte: potete partire, rientrate nelle deroghe previste dall'ultimo DPCM per le emergenze. Nella voce di mamma Paola la gioia di tanto interesse. In questo momento già difficile di per sé stesso, mi sento di ringraziarvi, semplicemente grazie, però detto talmente col cuore che mi sento di farvi come un regalo
Nel senso che voi dovete sapere quanto mi siete stati utili, ecco, e quindi io vi ringrazio. E adesso mi fermo perché sennò mi emoziono. Ci sono tante storie da raccontare da questa emergenza coronavirus, noi cerchiamo di raccontarvele tutte, cerchiamo di andare a capire anche quali sono le situazioni familiari, le situazioni legate al commercio, cerchiamo di sviscerare questa emergenza coronavirus guardandola da più punti di vista, quindi facciamo informazione ma andiamo anche a raccogliere i sentimenti delle persone. Avete sentito poco fa il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, quasi commosso nel raccontarci un dettaglio che resterà con lui tutta la vita. Dice che è quello di due persone, due anziani, i quali hanno portato le mascherine questa mattina con la protezione civile su in altopiano e avevano dei cari in grande difficoltà con il coronavirus, e questi sguardi se li porterà dietro. Ha detto noi ci porteremo dietro tutte le storie che abbiamo visto in questo periodo e andiamo a sentire però adesso, perché è importante anche dal basso ma anche dall'alto capire la situazione, e in alto c'è il governo e c'è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che questa mattina ha riferito al Senato riguardo all'emergenza coronavirus nazionale. Ecco le sue parole. Signora Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia, ma anche in Europa, una crisi senza precedenti che, come stiamo vedendo, sta esponendo il nostro Paese a una prova durissima. La necessità di contenere il contagio ci sta costringendo a misurarci con nuove abitudini di vita, con un impatto negativo sull'intero sistema produttivo che coinvolge imprese, famiglie e lavoratori. Sono giorni terribili per la nostra comunità, per la comunità nazionale. Ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi decessi. È un dolore per la nostra comunità che si rinnova quotidianamente. Perdiamo soprattutto i più fragili, i più vulnerabili. Non avremmo mai pensato nel nostro Paese di guardare immagini in cui sfilano file di autocarri dell'esercito cariche di bare di nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, ma il nostro partecipe pensiero, la nostra commossa vicinanza. Permettetemi La standing ovation, avete visto anche la standing ovation all'interno del Senato, una standing ovation che però insomma non ha vietato poi momenti anche di tensione politica come c'era stato il giorno precedente, perché la situazione non è semplice per nessuno e Conte ha parlato di un'altra iniezione di 25 miliardi che andranno ad aggiungersi ai 25 di cui c'era già stata data notizia. Secondo molti si tratta di un pannicello caldo rispetto a quello che magari sta investendo qualcun altro come la Germania, centinaia di miliardi, però diciamo che il sistema italiano è quello di fare i piccoli passi. Abbiamo visto fin dall'inizio le scelte del governo anche dal punto di vista della comunicazione, di dire un po' per volta, di fare i passi un po' per volta. Vediamo come andrà a finire. Ma Conte ha parlato anche dei risvolti europei di questa emergenza. Andiamo a vedere cosa ha detto, così chiudiamo la parentesi governativa di questo nostro telegiornale. Nel corso del 2020 e soltanto un'azione politica di sinergia potrà permettere all'Eurozona di tornare su un sentiero di crescita sostenuta. È convinzione del Governo che ad oggi nessuno degli strumenti disponibili, progettati durante precedenti periodi di crisi di differente natura,
pensiamo all'ultima del 2008, differente natura, possa costituire un veicolo idoneo ad attuare quella coraggiosa risposta economica alla pandemia di cui tutti i cittadini avvertono la necessità. Per questa ragione l'Italia continua a lavorare alla creazione di strumenti di debito comuni dell'Eurozona, che possano finanziare gli sforzi messi in campo dai governi e costruire un'adeguata linea di difesa. Si è ragionato anche in questi giorni di Corona Bond. Non è una formula linguistica che mi fa impazzire. Propenderei forse, se devo dare un suggerimento, per European Recovery Bond, ma non è un problema di lessico. Nelle ultime ore ho portato avanti un'iniziativa condivisa dai leader di altri 8 Stati membri: Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Spagna. Ieri abbiamo inviato una lettera che ho sentito per telefono al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, con la quale abbiamo espresso un chiaro punto di vista: l'Europa può affrontare questo shock soltanto facendo ricorso a misure straordinarie, a misure eccezionali. Misure straordinarie, misure eccezionali, le ha chieste anche il Presidente Conte all'Europa. Vedremo cosa succederà. Adesso facciamo una breve pausa, torniamo fra poco. Fra poco avremo anche l'assessore regionale Federico Caner in video chiamata con noi per fare il punto anche sul turismo in Veneto. State con noi.